Qu'est-ce que tu cherches? Le bien ou le mal, la vertu ou le vice. Pourquoi devons chercher du mal? Car réfléchis, aussi si tu l'aimes, si tu l'aimes très bien, et tu dis la vie, Allora, benvenuti, una nuova live qui su TikTok e contemporaneamente in live anche su YouTube al mio canale Il Maestro Cleo. Quindi un saluto speciale va per tutti voi che mi seguite e che mi seguite anche da canale YouTube. Quindi per parlare con me, per interagire con me, per avere un consulto di cartomanzia solo ed esclusivamente telefonicamente parlando. Il mio numero lo trovate qui sul mio profilo, basta cliccare sulla mia foto ed si apre il profilo, lì trovate il link del mio forum. Cliccate su quel link ed si aprirà il mio forum per scoprire il numero di telefono, però man mano durante la live io dirò il mio numero. Allora, questa è una live solo per persone che hanno veramente cose da chiedere che hanno un senso. Voi ragazzine siete pregati di andare a giocare con le scimmiette, come dico sempre io, o con le babboline. Quindi è inutile, ragazzine, che chiamate, voglio sapere se il mio ragazzo mi vuole bene, non mi vuole bene. Col dito fate così sul monitor. A quest'ora ci sono tanti bravi cartomanti che si mettono lì a esaudire i vostri desideri, visto che non hanno un cavolo da fare, si mettono lì ad accontentarvi. Quindi in questa mia live vi prego solo persone adulte, persone con seri problemi, persone che capiscono l'importanza di questa mia live. Volevo fare un ringraziamento speciale a tutti coloro che ogni giorno fissano appuntamenti in privato per dei consulti approfonditi in privato. Quindi se qualcuno di voi vorrebbe un consulto con me in privato, basta mandare un messaggio su WhatsApp e vi darò spiegazioni. Salutiamo Emma Ceri che dice: buon pomeriggio Cleo. Scrive su YouTube l'amica Emma. Ciao Emma, buon pomeriggio. Bene, allora, in privato coloro che vogliono una consulenza approfondita, vogliono sapere per chiedere più cose, per più domande, potete farlo solo in privato. In questa mia live non vi chiedo niente, del tutto gratuito. Nemmeno una donazione, non accetto donazione, se lo fate di spontanea volontà, quindi è del tutto gratuito. Però vi chiedo tre cose, in cambio vi chiedo tre cose: mettete il seguo in modo tale vi arriverà la notifica non appena sarò di nuovo in live, fare tap e aumentare i numeri del like, quindi voglio vedere tanti cuoricini, e condividete questa live con i vostri amici. Queste sono le tre cose che io chiedo. Penso che non siano niente di grave, che poi siete abituati a essere prese per il culo, a fare le donazioni, a donare 100 monete, 200, 300 monete, e lo fate. Io vedo che voi
lo fate con altri cartomanti, fate donazione senza un senso, 200, 300, 400 monete per una domanda, per una risposta. Guardate che non ho idea. Ma sta bene a voi, sta bene anche a me. Allora, il numero di telefono per chiamare in questa live è il seguente: 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Ripeto, lo potete prendere anche sul mio profilo TikTok, c'è il link dove potete cliccarci sopra e si aprirà il mio forum dove potete prendere il mio numero di telefono. Un caro saluto per l'amico Francesco, detto Ciccio, il nostro moderatore per le dirette con i commenti, ma in questa diretta qui i commenti sono disattivati per far sì di fare una live seria e pulita, perché visto che qui su TikTok c'è la melma dell'umanità, salvando qualcuno, i buoni si salvano da soli, ma c'è la maggior parte, c'è la melma, lo scarto dell'umanità, che quando vedono una live subito vanno a commentare ed dare fastidio alla live. Quindi io ho fatto ben in questo periodo, ho valutato molto bene vari social, quindi ce ne avrei da dire dei tanti social, quindi Facebook è diventato un puttanaio dove tutti stanno lì a chattare per trovare l'uomo adatto, per trovare la donna di turno da portare a letto. Instagram viceversa è un po' appena un po' più riservato. TikTok è la melma, quindi la maggioranza non sa fare nemmeno il suo nome e cognome. Ho detto tutto, visto di come vi comportate nelle live, visto di come vi comportate quando vedete delle live con commenti e andate a scrivere e commentare negativamente per dare fastidio. Questo è quando dico una cosa io, in realtà non lo dico tanto per, ok? Ecco perché dico questa mia live, io non guardo il numero delle persone che stanno a guardare la live, me ne frega poco, meglio pochi ma buoni, veramente pochi ma buoni. Se invece andiamo a vedere in questo momento qualche live di qualche altro cartomante, vedete che ci sono 300-400 persone a guardare la live e la maggior parte fanno le donazioni di 200 monete, 300 monete. Allora o siete imbecilli o avete perso la testa o veramente avete bisogno del psicologo ma non avete bisogno di un cartomante, perché io sto qui con una live professionale, non vi chiedo niente, non vi chiedo denaro, non vi chiedo donazioni e a stento fate col dito così per mettere un like. Siete da ricovero. Allora, le linee libere 345 630 81 72 per formulare una domanda e ci sarà una risposta.
Allora, per le persone nuove, magari non sanno, Puffettina, grazie, magari non sanno chi sono io, mi voglio presentare. Questo qua sono io. All'età di 20 anni, qui avevo 20 anni. Chiaro il concetto? Quindi, quando io dico che nel settore di scienze esoteriche ci sono dal 1979, c'è la scritta qui sotto, quindi oltre 40 anni, lo dico perché è realtà. Non faccio come tanti cartari che dicono da 30-40 anni in attività le prove. Questo sono io a 20 anni. Se andate su YouTube, se andate sul canale YouTube Il Maestro Cleo, lì trovate la mia storia, il mio cammino esoterico e spirituale. Trovate i miei video di quando io avevo 20 anni in TV, già con le carte in mano. Quindi trovate il mio cammino, la mia storia. Io vi dimostro le prove reali del mio cammino, della mia storia, del mondo esoterico. Bla 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 bla. Non esiste. In ogni mia live ci metto la faccia e cerco di trasmettervi serenità e positività. Se vi devo mandare a quel paese vi ci mando facilmente perché sono me stesso. Quindi chi è se stesso e non porta nessuna maschera si comporta come faccio io. Non so fare il ruffiano, non mi piace arruffianarmi per tirarvi i soldi dalla tasca. Hai una fattura. Il tuo uomo ci hanno fatto una fattura, l'hanno allontanato da te. Bla 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 bla. Chiamate a questi personaggi qua, non chiamate a me. Allora. Allora, 345 630 81 72 per coloro che vogliono comunicare con me in questa live di cartomanzia. Linee libere al momento. 345 630 81 72. Buonasera a lei. Buonasera, volevo sapere qualcosa su mio figlio. Sì,
Suo figlio... Non sta attraversando un buon periodo. Che è successo, signora? Diciamo che sta avendo un momento di sbandamento. Ma quanti anni Quindi ha 23 anni. Ah, ecco. Per mettere la testa a posto. Ah, mala compagnia, oi che fa? Ah, mala compagnia. Allora, quanti anni c'ha? Che segno è, signora? 23 anni Sagittario. Scelgo un mazzo di carte, 1, 2 o 3, pensando a suo figlio, grazie. 2. Ok, grazie, un attimo solo. Allora, signor, vostro figlio sta esaurito, nervoso, se la prendo con tutti. Sì. Particolarmente in famiglia si comporta nel modo sbagliato, quindi è come ho detto io poc'anzi, signora, la mala compagnia. Questo ragazzo è stato educato nel modo sbagliato. Noi tante volte, noi genitori, pensiamo che siccome noi abbiamo fatto una vita di merda, scusatemi la volgarità, aggiaricere, pensiamo, dice, non voglio che mio figlio fa la stessa vita che ci fa te. E ce l'hanno tutte cose. È sbagliato. Chi le pigliano, come si dice, per la bancarella in l'acqua. Avete capito? Quindi la colpa è un po' dei genitori. Ma non vede niente, ne uscirà? Signor, ma ne uscirà, che deve uscire? Chi sta cominciando? Quindi questo qua vuole solamente avere i soldi facili, la vita bella e sta sbalastrato. Quindi dovete voi, lo so che adesso è molto difficile, dovete voi fargli capire che il modo che sta percorrendo è un modo sbagliato. Avete capito? Sperando che nella crescita capisce, metta la capa a fa bene. Però come stanno le cose, difficilmente, perché vuoi che refuso come hanno pazzo. Questo è tutto. Male che a chiappa non hai visto. Va bene. Auguri, signore. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. 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 Ci siamo sentiti un po' di tempo fa e lei mi disse prova di chiamare per vedere qualcosa di diverso. È che io chiamavo riguardo mio marito. Volevo sapere appunto se ci sarà questo appello e se lui verrà trasferito. Se verrà trasferito? Sì, perché lui è in fase di appello, però non so se lo faranno. Ecco. Quindi ancora devono fissare l'udienza dell'appello? Esatto, sì, ancora non si fa nulla. Vabbè, se non fanno l'appello, signore, vediamo un po' se avviene, cosa dicono le carte. Grazie. Prego, quanti anni c'ha vostro marito? Che segno è? 60, via Leone 60. Sì, mi ricordo il problema, mi ricordo, sì. Sì. 1, 2, 3? 3.
Un attimo solo. Allora, l'appello presto ci sarà perché le carte mi danno questa risposta, però non vedo che cambia ben poco, quindi se spero in un cambiamento positivo non vedo alcun cambiamento. Rimane uguale? Sì, rimane uguale, signora. Ah, perché non verrà neanche trasferito? Questo non glielo so dire perché non faccio l'avvocato, però vedo che l'appello non è che cambia la sua vita, tutto rimane tale e quale. Ah, rimane tale e quale. Sì, ok? Va bene, ok, grazie mille. Arrivederci, signore, buona serata. Pronto? Ciao, sono Fausto. Ciao Fausto, dimmi. Come stai? Tutto a posto, si tira avanti. Quindi, Loredana, 10 luglio 68. Sì? 10 luglio 68. E poi un'altra cosa, ho fatto diverse domande a noi di concorsi, domande di concorsi, ci sta qualche novità di quel qua. Allora, con Loredana cosa vogliamo vedere? Loredana, non usciamo, con lei sua ex, ormai lei l'ha mandato a quel paese, però comunque sta in amicizia anche con altre persone, con me esce sempre, in ogni caso, poi non lo so. Ma te l'ho detto 10.000 volte però. Lei ti vuole come amico, non ti vuole come il suo uomo. È inutile. Non te c'ha proprio a capo per 2 tempi a serenata. Già te l'ho detto in altre occasioni. Ma andiamo di nuovo a vedere. Scegli 1, 2 o 3? 3. Vediamo subito. Può darsi che si mi sta maturando piano piano. No, ne ha capo tu, Fausto. Salutiamo Francesco. Ciao Francesco, buona giornata. Allora, Fausto, quando io vado a fare le carte, vado a vedere ciò che le carte mi rispondono. E mi piace dire la verità perché... Perdonami, voglio far capire le cose pure agli altri. Cioè io ci metto la faccia nelle mie live e per crearmi il nome ci ho impiegato 50 anni. Quindi non lo posso bruciare né... No. Sai che cosa è molto volubile sulle cose. Capisci? Allora lei ha capito che tu ci tieni e vuoi qualcosa di più, ma lei ti vuole come amico, ci sta bene Fausto come amico, ma non se la senta di iniziare a intraprendere un rapporto con te, non c'è questo motivo per poter iniziare. Hai capito? Quindi, ancora una volta, le carte mi danno risultato di amicizia, ma non sentimentale. Purtroppo è così.
Per quanto riguarda il lavoro, vedo per te, vedo qualche novità in arrivo per fine settembre. Ok? Tutto qua. Purtroppo è così, le posso fare diversamente. Ok? Ok. Ciao, 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 ciao. Mi dispiace, ma io devo dire le verità. È inutile ingannarvi per fare che cosa? C'è di mezzo la mia faccia. Pronto? Sì, salve, buonasera maestro. Buonasera a lei, prego. Volevo sapere una domanda per quanto riguardava il lavoro. Mhm. Diciamo, lavoro fattoriamente, non ho... Vuoi sapere se trovi stabilità? Sì. più che Quanti altro. anni? Quanti Io anni? ho 36, Sei del segno? bilancia. Andiamo a verificare. Dammi un numero. 1, 2, 3, 2. 2. Sì. Un attimo solo. Qu'est-ce que tu cherches? Le bien, le mal, la vertu du mauvais. Pourquoi devons chercher le mal? J'avais réfléchi que si tu l'aimes, si tu l'aimes très Allora, fino alla fine di quest'anno nulla cambierà, rimarrai tale e quale. Però le carte mi danno risposta che il nuovo anno ci sarà il trionfo e la vittoria lavorativa. Eccola qua, le carte. Questo sta a significare, queste 3 carte qua stanno a significare appunto stabilità lavorativa per l'anno nuovo. Quindi tutto cambierà. Sì, l'anno nuovo però, verso il mese di febbraio più o meno. Speriamo, maestro. Dico, ci risentiamo in ogni caso. Diciamo. Come no, figurati. Anche per, diciamo, darle questo piacere. Ma... Come no, ma figurati. Va bene, la ringrazio. Buona serata. Gentilissimo, una buona Grazie. serata. Grazie. Pronto? Buonasera, maestro Cleo. Buonasera. Buonasera. Sentite, io volevo sapere una risposta da voi. Siccome che io mi sono lasciata con il mio ex a febbraio, Sì. lui attualmente ha una convivenza con una mia ex amica, e l'ho fatta conoscere io. Niente, però praticamente lui giovedì scorso è passato sotto casa mia, io l'ho visto perché stavo fumando una sigaretta. Cioè, fammi capire, tu ci hai presentato una tua migliore amica. Sì. E lui ne ha approfittato e si è chiuso a vivere questo. Sì, voglio sapere il motivo per cui io sono sparita comunque, voglio sapere da voi il motivo per cui questa persona passa sotto il mio balcone giovedì scorso alle 8:30 di sera. Chi, lui? La mattina. Lui? Sì, perché abita in una zona che si deve passare per forza, non è che è centrale. Mhm. Capito? Ma da quanto tempo convive con questo? Sono 2 o 3 mesi. Quindi praticamente ti hanno fatto Da scarpe, giugno. praticamente ti hanno fatto scarpe sia amica tua che tuo marito. Sì. Bella, Non mio marito, il mio ex. a tuo ex. Bella chiave, che? Voglio Beh. sapere il motivo per cui. Vediamo. Allora, mi dici la sua età, 39 anni. segno, Acquario. 1, 2, 3, 2. un attimo in linea. Dis-moi.
carte mi dicono che lui vuole ricominciare con te, quindi non sa come fare per essere perdonato, non sa come fare per iniziare. Il solito qua. È qua. Avete centrato tutta la storia. E voi che avete detto proprio la parola giusta, il solito qua. Ma chi lo so? Ma questi uomini sono qua. Ah, se no ci stessero che la femmina allora. E sentite, quindi lui vuole iniziare, vuole riappacificarsi con me. Esatto. E voi vedete che lui avrà dei messaggi, non lo so, vedete qualcosa. Questo non te lo so dire, però troverai il modo di parlarti. Lui? Sì, Troverai il modo di contattarti, le carte questo mi danno come risposta. Quindi, però il discorso è questo, io poi ti dico, anche se dovesse tornare questa persona, è una persona poco affidabile, perché una che è malata di capa, una che è malata per la ciaccarella. No, ma lui è proprio malato mentale. E perciò ti sto dicendo. Comunque, grazie. Di niente. Io mi riservo perché lui, vi dico in confidenza, mi deve anche a denunciare, nonostante questo. E ha fatto anche una denuncia per stalking. Bravo. Poi andate a cancellare soltanto perché si veniva a scoprire tutto lo schifo che hanno fatto. E tu ti non coraggio di mettere ancora con questo. No, io voglio soltanto la mia soddisfazione, maestro. Mica sono scemi. Questo sì. La soddisfazione la devo avere o no? Come? Ce ne canta 4. Come no? Niente di me. Che comunque sono mesi che io tengo tutto dentro e uno poi esplode pure, no? No, ma hai ragione, per carità. Io dico... l'ho fatta conoscere io, andavo a mangiare la pizza a 4. Mamma mia. A 4. Mamma mia. A 4. Ma stiamo dando i numeri. E per quando alla fine io ero quella poco di buono, io ero così, ero così e lui ha fatto i fatti. Vabbè, ma lascia perdere lui che ha fatti i fatti, ma questa è proprio una zoccola, scusa la volgarità. Sei un'amica tua, ma sei un'amica tua, uscite assieme, io, tu, e io me ne approfitto, cioè, lei lo sapeva che eri il tuo uomo, tu niente di meno, vai con l'uomo, allora certe donne io non come, meglio mi sto zitto. Sì, è vero. E voi vedete che loro si lasceranno? Io ti posso dire che il discorso lasciarsi, io dico che si lasceranno. Penso che si lasceranno. Sì. Ok? E poi dal momento che lui ti lascerà con lei verrà a cercare me. Esatto. Va bene. Poi vi faccio sapere. Va bene. Le vostre soddisfazioni. Va bene. Va bene, un bacio. Arrivederci. Moi, qu'est-ce que tu cherches? Le bien ou le mal, la vertu ou le vice? Pourquoi devons chercher du mal? Car il réfléchit. Aussi ce qu'il est, si tu l'avais prévu, Pronto? Pronto, maestro? Sì, buonasera, prego. Buonasera, ciao, sono Stefania. Ciao Stefania. Ciao, senti, volevo fare una domanda, è possibile? Come no, prego. Grazie, niente, volevo sapere se troverò una persona prima o poi. Quanti anni tieni, che segno sei? Ho 44 anni e sono a Francia. Ok, un attimo solo, andiamo a salutare l'amico Roxy Pirril che dice buonasera maestro a tutti gli amici che la seguono. Grazie Roxy Pirril, perché Rox ci segue da YouTube. Allora, 1, 2, 3, scegli un numero? Numero 2 per favore. Numero 2. Quindi la domanda precisa qual è, hai detto?
che prima o poi troverò una persona che mi vuole bene. Sicuramente. Allora, fa un po' di pulizia del tuo passato, cerchi di toglierti dalla testa a chi ancora pensi, Ok? perché hai ricevuto solamente malafede, cattiverie e falsità. Verissimo, maestro, condivido. Ed troverai una nuova persona, Bene. un nuovo pretendente che non conosci ancora Ok. e lo incontrerai verso, penso, la metà, la fine di questo mese di settembre. È un uomo che ha 2 anni più giovane di te. Oh, ok. Va bene? Ma l'importante è che mi voglia bene. Il bene Grazie. lo devi curare tu, Gioia. Hai ragione, io lo ringrazio infinitamente, è un grande maestro, le faccio i miei complimenti. Grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci, buona giornata, Grazie. grazie. Numero di telefono per parlare con me, per interagire con me è 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Mi fa piacere che ne siamo pochi ma buoni, perché tutti, meglio la maggioranza, è abituato a scrivere nei commenti la data di nascita, la domanda, amano la comodità. Ma quelle sono solo stronzate, perché la vera live è questa qui, dove tu ci metti la voce, io ci metto la faccia. Quindi entrambi ci mettiamo qualcosa, ma non a scrivere commenti, la data di nascita. Non funziona così. Pronto? Pronto, buongiorno. Salve, mi dica. Salve. Senta, volevo sapere su di me, praticamente sul mio ex. So già che lui ha un'altra persona, però volevo sapere se lei vede che c'è un ritorno. Da quando è andato via questa persona? Da aprile, da fine aprile. Vediamo. Ma siamo a 4 mesi. Una storia di quanto tempo? 10 anni. 10 anni. Ma allora, anni, segno zodiacale di entrambi. Allora, io sono Scorpione, 47 anni, e lui è un Toro, 33 anni. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3, cosa scegli? Il 2. Ok. Un attimo solo.
ascoltami bene. Sì. Sì, un'altra ci sta, come no, e mi esce anche a me. Sì. Un ritorno non lo vedo, assolutamente no, perché lo vedo felice vicino a quest'altra persona, Sì. quindi non è un fatto che gli hanno potuto fare qualcosa perché bla 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 bla, le solite stronzate, perché voi tutti chiamate torno torno ai tanti cartari e ve ne dicono di tutti i colori. Allora, io, onde evitare confusione, perché amo la serietà e la professionalità, capisce a me, Trick, che non ci ha fatto niente nessuno. È lui un malato mentale, è lui una persona poco corretta, una persona falsa, perché se no, dopo 10 anni che siete stati insieme, Sì. non avrebbe bruciato tutto il bene, l'amore, il tempo che si era creato tra di voi. Appunto per questo, siccome era andato via altre volte, anche per 2 mesi, poi era tornato, adesso credo anch'io che lui ha trovato questa persona e non torni più. Però era giusto per sapere se vedeva questo ritorno. Quello che ti ho detto io è la pura verità e non farti ingannare da nessuno. Chiaro? Quindi lui è innamorato di questa persona e... È chiaro, stanno bene insieme, quindi le carte non mi danno il ritorno, perché lui è preso da questa nuova situazione. Ho capito. Mi dispiace, No. ma questa è la verità. Niente, va bene. Va bene? Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Salve. Pronto? Buon pomeriggio, posso farti una domanda, maestro? Come no, prego. Vorrei sapere se troverò una persona, un compagno. Quanti anni tieni tu? Che segno sei? 49 Sagittario. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? 3. Perfetto. Un attimo solo. Sì, troverai la persona adatta, ma non subito, perché io vedo che ci sarà un periodo favorevole per i sentimenti per quanto riguarda la tua persona, che parte da fine novembre, 15 dicembre. Quindi quello è il periodo dove tu puoi trovare la persona giusta e la troverai. La vedi più grande di me o non vedi niente? No, non me la dà l'età, se te l'avrei detto. Va bene. Ok? Ok, grazie. Arrivederci. Ciao.
Mi devi chiamare col numero normale, grazie. Ma perché dovete? Non lo so. Pronto? Sì, ciao, sono Deborah. Ok, Deborah, scusami un attimo, Deborah. Allora, gentilmente, se dovete telefonarmi, dovete chiamare col numero normale, non con WhatsApp, ok? Eppure ci no, lei, no, mentre lei stava telefonando un'altra chiamata con WhatsApp. Ci sono i minuti gratuiti, non costa niente. Chiamate addirittura ancora con WhatsApp per non sprecare i vostri minuti. Poveri psicologi stanno senza lavoro. Pronto? Dimmi. Allora, io sono 9171. Vorrei sapere se riesco a sistemare la situazione finanziaria. Un grosso declino mi hanno fatto avere. Ho capito. Ma tu lavori? Sì, però qualcuno si è divertito. Se non lavoravi, come facciamo a mettere a posto questa situazione? Qui c'è stato un declino proprio. Vediamo se ti riprendi, dai. Allora, quanti anni c'hai? Che segno sei? Sono un Capricorno, 51. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. Un attimo solo. Sei fidato troppo di persone sbagliate ed vedo che c'è proprio come un blocco e vedo una ripresa, ma questo l'anno nuovo però. Mi senti? Sì. Questo è l'anno nuovo. Vedi la carta del denaro sta qua, quindi ci sarà questa ripresa, ma devi ancora sopportare, devi ancora pazienziare. Entro l'anno nuovo ci sarà una ripresa e finalmente pian piano ne uscirai fuori. Quindi praticamente io sono zero per totale. Cioè, Ma proprio zero. Ho capito, ma la colpa di chi è? La colpa di chi è? Io mi sono fidata. Io che t'ho detto? Ti sei fidato di persone sbagliate. Mai fidarsi nemmeno di se stessi. L'umanità è cattiva, è falsa. Quando ti vuoi fidare, fidati di un cane. Quindi la persona che mi doveva aiutare Ai. Nessuno dice lavati il viso che poi sarai più bella di me. Ricordati. Ok? Buona serata. Prendiamo l'ultima telefonata per quest'oggi, vediamo chi sarà a chiamarci per una consulenza. Vediamo. Pronto? Buonasera, Cleo, sono Rita. Buonasera Rita, dimmi. Allora, io vorrei sapere sul lavoro. Se trovi lavoro o già lavori? Allora, io già sto lavorando, ma ci sono seri problemi a livello di pagamenti. Voi vorrei sapere se questa cosa si sistema o troverò qualcosa di nuovo. Allora,
Anni e segno. Leone 47. 1, 2, 3. 1. Non si sistemerà niente, ti conviene trovare un nuovo lavoro, perché tutto rimarrà tale quale. Ma vedi un nuovo lavoro per me? Se te lo cerchi lo trovi. Non capito. In questa situazione non si sistemerà nulla completamente. No. Perché sono quasi 2 anni che siamo così. Tutto rimarrà tale quale, non c'è nessun cambiamento. Ho capito. Poi dicono che gli italiani non vogliono lavorare. Infatti. Va bene, grazie tante. Ti abbraccio, ciao. Buonasera. Ed era l'ultima telefonata. Stop con le chiamate. Stop. Mettiamo le carte a posto. Allora, dice l'amico Roxy Perril, infatti gli animali ci sono fedeli, il resto infamità. L'essere umano è la razza più disumana, credetemi. Pronto a pugnalarti alle spalle, pronto a ingannarti, pronto a farti la risatina in faccia per mettertelo a quel servizio. L'uomo nei riguardi di una donna, per poterla portare a letto, si inventa chissà che, con la moglie non va d'accordo, non è vero niente. Se non riesce con questa tecnica qui, c'è sempre la seconda chance, quella lì di fare pena. Non sto bene, devo subire un intervento per far pena alla donna di turno. Usare la dolcezza, bla 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 bla, bla 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 bla. Questi sono i soldi malati mentali che ce l'hanno qua, la ciaccarella ce l'hanno qua. I malati mentali hanno bisogno di curarsi. Attenzione, io non è che sono un santo, non sono un santo, anche a me piacciono le donne, però io cerco di rispettare la mia moglie, che siamo insieme quasi da 50 anni, quindi cerco di rispettare la mia compagna. Ne ho fatto anch'io nel passato, però non ho mai lasciato la mia compagna, la mia moglie. E credetemi, non mi sono mai trovato io la donna, è stata sempre la donna a trovare me. Credetemi, perché io sono un personaggio pubblico. Io uscivo in TV tutti i giorni, in televisione, quindi bene o male. Dagli oggi, dagli domani potevo piacere a qualcuno. Chiaro, no? Per dire, e allora, rispondendo al carissimo amico Roxy Perril, meglio gli animali, meglio il cane come amico, ma non amico cane. No. Un abbraccio a tutti, a risentirci la prossima live. Se avete messo il seguo, vi arriverà la notifica. Un bacio a tutti.